Contro le infiltrazioni camorristiche, sindacati in piazza Eraclea, manifestazione pacifica e di solidarietà per gli abitanti del comune del Litorale, nostro collegamento in diretta, la gente un cancro da estirpare, autonomia tra frenate e slanci in avanti, il presidente del Veneto Zaia impegnato in un doppio appuntamento a Roma, ha incontrato il premier Conte, non sono preoccupato, dice Zaia, ma firmo se mi piace il progetto. Nuova stretta sullo spaccio di stupefacenti nel veneziano, i carabinieri scoprono il laboratorio dove si confezionavano dosi di droga. L'ira della sorella di Mariarca Menella, la 38enne uccisa dall'ex marito, la notizia della presentazione di appello alla sentenza, la donna ha detto: altro che appello, ci vorrebbe la pena di morte. 2 tifosi non potranno più entrare allo stadio per il DASPO emanato dal questore di Venezia. Il provvedimento ha colpito un tifoso del Brescia e uno del Treviso. Vandali in azione in Calle Dolfin, deturpata la stele del pane, il sindaco Brugnaro, dopo i responsabili dell'imbrattamento dei leoncini prenderemo anche questi e pagheranno. Migliaia di persone a Venezia per il Giovedì Grasso, il palco spaziale di Piazza San Marco animato dal concorso La maschera più bella e dalle Marie tornate protagoniste. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la manifestazione pacifica e di solidarietà che si è svolta oggi pomeriggio ad Eraclea per dire no alla camorra, manifestazione organizzata dai sindacati. Ci colleghiamo quindi in diretta con Eraclea, dove ci sono i nostri inviati Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Sì, buonasera allo studio, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui di fronte al municipio di Eraclea, dove si è conclusa da poco la manifestazione unitaria organizzata dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL per dire basta alla mafia, alla corruzione e all'omertà. Questo dopo quanto accaduto 10 giorni fa, dopo il blitz di polizia e guardia di finanza che ha dato un duro colpo alla camorra infiltrata in Veneto, e soprattutto dopo l'arresto del sindaco di Eraclea. Ecco perché qui la manifestazione Mirko Mestre accusato di voto di scambio. Dicevamo organizzata dalle sigle sindacali, c'erano circa 300 persone, anche se onestamente qualcuno ha dichiarato i residenti, ovvero gli abitanti di Eraclea, erano pochi, tantissime le persone invece giunte da fuori. Ma ora ascoltiamo proprio tutte le motivazioni e le proposte da parte delle sigle sindacali che hanno deciso di organizzare questa manifestazione. Siamo preoccupati perché indubbiamente questa cosa ha delle ricadute molto pesanti. Noi vediamo anche dei cittadini molto impauriti. Noi siamo profondamente rispettosi delle dinamiche territoriali, però non possiamo non evidenziare il fatto che questa presenza è oramai documentata. Noi abbiamo l'Osservatorio Nazionale sulla situazione, diciamo, che è stata monitorata in Veneto e anche in provincia di Venezia, di sequestri di beni di dubbia provenienza, di movimenti finanziari e economici che sono stati attenzionati appunto per la loro dubbia provenienza, e questa cosa ha dei riflessi anche sul mondo occupazionale, sul mondo del lavoro. Eraclea in rappresentanza anche di tutte le altre piazze del nostro territorio metropolitano, perché da come abbiamo già capito la questione non riguarda solo questa città. L'altro punto è questo, che bisogna fare anche delle proposte. E la prima proposta, visto l'infiltrazione della malavita soprattutto nel tema degli appalti, la prima cosa da fare è una proposta di un nuovo contratto, un nuovo accordo sugli appalti pubblici, in modo che il tema della legalità sia al centro, quindi una rivisitazione anche su come svolgere gli appalti, a chi affidarli e il controllo. L'altra proposta è questa: abbiamo fatto l'altra proposta di un tavolo, di una consulta permanente di tutti gli attori istituzionali e sociali del territorio, quindi con un presidio proprio come oggi, è un presidio a dimostrare appunto che non ci si può girare dall'altra parte e che quindi bisogna intervenire. Io credo che dobbiamo fare delle riflessioni anche noi, riflettere un po', perché la sensazione è che ci siano molte persone che vengono da fuori
e siamo pochi i cittadini di Eraclea presenti. E questa è una situazione che ci rattrista, perché la motivazione per cui siamo qua sono motivazioni importantissime, motivazioni che hanno un valore enorme per il nostro paese, per la nostra società, per la nostra regione, per i nostri paesi. Però noi bisogna che come sindacato, almeno quello lo stiamo tentando di fare, è quello di cercare di parlare con la gente in maniera semplice, cercare di far capire loro cosa vogliamo e cosa vogliamo cambiare di questo paese, perché a volte usiamo un linguaggio che è il classico sindacalese, rispetto al quale siamo poco capiti dalla gente. Perché ha deciso da Mira di venire fino a qui oggi per prendere parte? Perché non si sta da una parte o dall'altra, io so di stare da questa parte. La parte della legalità. Esatto, penso sia il minimo. Questi fenomeni vanno arrestati all'inizio, perché quando si radicalizzano poi è veramente difficile da estirpare, quindi tenere alta la guardia sempre in ogni caso. Comunque queste cose qua vanno perché la criminalità va dove girano i soldi, sappiamo benissimo che il Veneto, cioè i soldi che girano nel Veneto trovano facili, diciamo così, humus per radicarsi, quindi veramente bisogna dare un grido d'allarme, se posso dire così, no? Aver saputo di quanto accaduto, dell'arresto del sindaco, insomma di tutto quello che è successo, l'avrà immagino molto scossa, le fa anche paura? Beh, insomma, da molti anni che si parla anche di queste cose, con l'arrivamento del Felice Maniero, non è una cosa che sia nuova di adesso. Certo che mi fa paura una società del genere. Buttar via tutto quello che può essere omertà e denunciare, non stancarsi di denunciare, credo. L'unico è fare i cittadini e non sudditi. Qual è il messaggio che lei vuole dare? Il messaggio di solidarietà nei confronti della gente che vive in questo ambiente che è veramente pericoloso. Quando vedo che arriva una telecamera e non ha coraggio la gente di farsi vedere, è impegnativo. Quando vedevo la gente del Meridione che si nasconde, ma com'è possibile? Adesso ho capito. Hanno preso i capi, le teste, ma chi fa che spara e che uccide sono gli operai, dicono, sono in giro e li vedono. Hanno denunciato chiaramente che ci sono in giro, perché bisogna prendere la testa e anche la coda. La prima cosa da fare, direi una cosa pesantissima, bisogna mandarli via da qua. Parliamo degli immigrati che vanno fuori, devono andare via quella gente là, non devono stare qua, sono pericolosissimi, è un cancro. Ed ora parliamo di autonomia, tra frenate e slanci in avanti. Dopo l'intensa giornata di ieri, oggi è intervenuto il presidente del Veneto Zaia, impegnato in un doppio appuntamento a Roma. Zaia ha incontrato il premier Conte. Al termine di questo incontro ha ribadito di non essere preoccupato, ma ha anche rimarcato: io firmo se mi piace il progetto. Sentiamo. La palla è passata al vice premier Matteo Salvini, che ha chiesto entro la settimana un documento di sintesi sul percorso fin qui compiuto da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna verso l'autonomia differenziata. Documento alla mano si confronterà con l'altro vice premier Luigi Di Maio e col presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da Roma, dove ha incontrato il premier, il governatore del Veneto Luca Zaia continua a dirsi ottimista malgrado gli ostacoli da superare. Così ha risposto ai giornalisti in mattinata alla conferenza delle regioni e delle province autonome. Intanto prendiamo atto che c'è una bozza sulla quale discutere, dall'altro il governo è in movimento su questo fronte e lo siamo anche noi come regioni. E il 70% di questa bozza va bene e adesso spero che l'incontro tra il Presidente del Consiglio e i due vice premier porti a una soluzione che sia una soluzione ovviamente sostenibile. Salvini si è impegnato a condurre in porto l'autonomia entro l'anno. Dalle colonne della stampa nazionale, Di Maio, che rigetta l'ipotesi di un'autonomia spacca Italia, parla invece di iter molto lungo. Però è pur vero che tutta questa riforma è una riforma già impostata, si è lavorato moltissimo sul fronte della redazione della bozza d'intesa, per cui direi che gran parte del lavoro è già fatto. Ma le perplessità dei 5 Stelle rimangono. Di Maio annuncia la volontà di portare la discussione in Parlamento, dove i presidenti di Camera e Senato decideranno sull'emendabilità dei testi. Zaia incontra il premier insieme agli altri governatori. Al termine non si sottrae a nuove valutazioni, ma chiarisce: io firmo se il progetto mi piace. Penso che sia doveroso, e condivido anch'io, che il dibattito in Parlamento ci sia. La Costituzione poi è chiara rispetto alla firma
dell'intesa e alle modalità, però stiamo anche inaugurando un nuovo corso di questo Paese e non posso non rilevare che ormai la quasi totalità delle regioni, delle 20 regioni italiane, sta chiedendo l'autonomia. Fidatevi che l'autonomia la portiamo a casa. Nel contratto di governo si parla di autonomia, il nostro progetto è serio, in linea con la Costituzione, è esattamente quello che i padri costituenti nel 1948 intravedevano e che qualcuno non ha voluto realizzare. Il vice premier Matteo Salvini oggi a Monfalcone per il varo della Costa Venezia si è intrattenuto con i lavoratori portuali ed ha parlato anche del rilancio dei porti a partire proprio da quello di Venezia. Sentiamo. Piccolissima parentesi, squadra che vince non si cambia, Fincantieri è una squadra che vince, Fincantieri è una squadra che non si cambia. Non ho bisogno di aggiungere altro, mi sembra chiaro ed evidente. Anche se ho scoperto troppo tardi la passione juventina dell'amministratore delegato Bono, la qualcosa avessi conosciuto in precedenza avrebbe probabilmente cambiato il mio approccio sulla squadra che vince e non si cambia, perché vincete un po' troppo spesso e quindi arrivate a noi alla fin fine. Ringrazio gli operai che sono fuori, a cui ho avuto l'onore di stringere la mano questa mattina, a Monfalcone, a Marghera, a Castellammare, ringrazio i tecnici, ringrazio i marinai che passeranno mesi e mesi a bordo e lontani dalle famiglie, e vediamo di lavorare anche perché il marittimo possa avere non più diritti ma quantomeno uguali diritti ad altri lavoratori che ci sono in Italia. La cronaca giudiziaria, i grandi accusatori della vicenda Mose, tra i quali Pier Giorgio Baita e Claudia Minotillo, indagati a loro volta principalmente per corruzione, hanno patteggiato oggi la pena concordata con i PM Stefano Buccini e Stefano Ancillotto davanti al GUP Gilberto Stigliano. A patteggiare sono stati Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, Claudia Minotillo, imprenditrice, ex segretaria di Giancarlo Galan, Mirko Voltazza, Nicolò Busone e Pio Savioli. I primi tre, che dovevano rispondere di corruzione, frode e fiscale, hanno patteggiato 2 anni, mentre Busone e Savioli, quest'ultimo solo per reati fiscali, hanno chiuso la vicenda giudiziaria con 1 anno e 8 mesi. Per tutti, riferiscono i legali, la pena è stata sospesa. Il GUP ha disposto confische per circa 24 milioni di euro, per la maggior parte a carico di Baita e Buson, per i ruoli che avevano in Mantovani. Un primo tentativo di patteggiamento era fallito perché Baita e Buson, ex direttore finanziario di Mantovani, non avevano dimostrato la possibilità di saldare le richieste economiche. La cronaca dalla terraferma, altra stretta allo spaccio mestrino da parte dei carabinieri, scoperto un vero e proprio laboratorio della droga. Frullatori, presse e stampi. Dopo lo smantellamento del sodalizio tunisino-albanese dello scorso gennaio, l'attività dei carabinieri di Mestre è continuata, portando alla scoperta di un vero e proprio laboratorio della droga. Un riscontro importante che accade a un mese esatto da quando sono state eseguite le 13 ordinanze di custodia cautelare sulla piazza di Mestre nei confronti di tunisini e albanesi, appunto, è oggi effettuato a carico di albanesi che probabilmente avevano intenzione di prendere la piazza lasciata libera un mese fa dagli spacciatori arrestati. Si tratta di 3 albanesi di 19, 25 e 31 anni, rispettivamente fratelli e cugini, incensurati ma già molto esperti. Abbiamo una serie di elementi investigativi che ci fanno pensare che questi 3 soggetti imparentati fra loro avevano messo su un vero e proprio laboratorio con l'intenzione chiara, dagli spostamenti che effettuavano, di prendere proprio possesso della piazza di Mestre e di Marghera in particolare ad un livello sicuramente medio-alto, visto il laboratorio rinvenuto. I militari hanno trovato 3,5 kg di eroina nell'appartamento, 500 grammi dei quali già tagliati, più 8.000 euro in contanti. I 3, che si muovevano con sospetto da Mira, dove avevano affittato questo appartamento, e poi verso Mestre e Marghera, agivano nelle zone calde dello spaccio. Dopo averli pedinati, i carabinieri hanno fermato il veicolo in quartiere Pertini a Mestre per perquisirli e poi spostarsi nell'appartamento dove è stato trovato il resto. L'idea che ci siamo fatta, che poi è quella che abbiamo seguito, è che liberata la piazza di Mestre dai tunisini che la dominavano di fatto con lo spaccio, la piazza di per sé è una piazza molto golosa per i collegamenti che ha e che consente appunto di essere occupata per spacciare sostanza stupefacente purtroppo, e da questa convinzione ci siamo mossi continuando a fare una serie di controlli proprio per verificare chi
fosse venuto a prendere il posto lasciato libero. Quindi abbiamo fatto una serie di servizi anche in abiti simulati proprio per verificare chi giungeva sul territorio e frequentava queste piazze di spaccio, e da lì appunto è emerso questo veicolo e quindi siamo risaliti a loro. E torniamo a parlarvi dell'omicidio di Mariarca Mennella, perché il legale dell'ex marito della donna ha appellato la sentenza di primo grado. Parole forti quelle della sorella della vittima, altro che appello, ha detto: ci vorrebbe la pena di morte per questi mostri. Sentiamo. Ma quale appello? Direttamente la pena di morte ci vorrebbe. È amaro e duro il commento di Assunta Mennella, la notizia che il legale dell'assassino reo confesso dell'omicidio di sua sorella Mariarca, l'avvocato Giorgio Pietramala, ha appellato la sentenza di primo grado con cui l'ex coniuge della vittima, Antonio Ascione, è stato condannato il 4 ottobre scorso dal Tribunale di Venezia a 20 anni di carcere. È una vergogna, siamo profondamente delusi della giustizia italiana, ha detto la sorella di Mariarca. Ci saremmo dovuti appellare noi, 20 anni sono niente in confronto al crimine che l'assassino ha commesso, e invece lo può fare solo la difesa. La realtà è che le leggi sono fatte non per tutelare le vittime, ma i colpevoli che godono di tutti i privilegi. L'assassinio di Mariarca Mennella si consumò all'alba del 23 luglio 2017 a Musile di Piave, dove la donna, che aveva solo 38 anni, stava cercando di rifarsi una vita assieme ai 2 figli dopo la separazione dal marito. L'avvocato di parte civile Alberto Berardi, che assiste i familiari della vittima, è fiducioso per l'appello. Ricordiamo che da parte di Antonio Ascione, ha detto il professor Berardi, non c'è stato nessun atto riparatorio, nessun gesto risarcitorio nei confronti dei familiari dell'ex moglie, a cominciare dai suoi stessi figli. E novità nelle indagini sull'omicidio di Claudia Bortolozzo, la 51enne di Marghera, uccisa venerdì scorso. 6 coltellate alla gola e al torace che l'hanno dissanguata. Lei ha anche cercato di difendersi, ma nulla ha potuto contro la furia omicida del marito. Così è morta Claudia Bortolozzo, la donna di 51 anni, morta venerdì scorso a Marghera, uccisa dal marito Gianfranco Luini. A rivelarlo è stato l'esito dell'autopsia eseguita l'altro ieri su incarico del pubblico ministero Carlotta Franceschetti, titolare dell'inchiesta, che ha anche dato il nulla osta per celebrare i funerali. La vittima, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta dissanguata a causa di una profonda ferita alla gola, ma è stata anche raggiunta da altri fendenti al torace. Tutto è avvenuto verso le 3 del mattino nell'appartamento in cui la coppia viveva da anni. Secondo i primi accertamenti, il motivo scatenante della follia omicida del marito sarebbe legato alla malattia della moglie. Entrambi erano in cura al centro di salute mentale e la patologia della compagna era più grave, tanto che la donna aveva anche un amministratore di sostegno. L'uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG di Venezia. 2 tifosi non potranno più entrare allo stadio per il DASPO emesso dal questore di Venezia. Sentiamo. Anche le partite del campionato di calcio di eccellenza veneta non sono esenti dal DASPO. Lo si evince dai 2 DASPO che il questore di Venezia ha emesso a carico di 2 tifosi della nostra provincia. Il primo tifoso fermato è un 20enne di Brescia che durante il tragitto a bordo della motonave della CTV dedicata al trasporto dei tifosi ospiti era stato filmato mentre accendeva e teneva in mano un fumogeno dopo la partita di Serie B Venezia-Brescia del 24 novembre scorso allo stadio Penzo. Il secondo supporter, a cui invece è stato sbagliato allo stadio, è un 21enne nato in Jugoslavia, tifoso del Treviso Calcio. Dopo l'incontro di eccellenza veneta tra Union Pro e Treviso, lo scorso 18 novembre si era recato in un locale a Marcon e qui si era reso responsabile di un'aggressione ai danni di un tifoso della squadra di casa e del danneggiamento di entrambi gli specchietti retrovisori dell'autovettura dell'aggredito.
Il Consiglio di Stato dà il via libera al deposito GPL a Chioggia, lo ha annunciato in una nota al Comune di Chioggia, rendendo noto la pubblicazione della sentenza con cui anche in secondo grado è stato confermato il verdetto già espresso dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, che aveva respinto il ricorso dei contrari. L'amministrazione comunale ha comunque annunciato che farà alcune verifiche, mentre Costa Bioenergia, la società titolare dell'impianto, ha espresso soddisfazione per il parere del Consiglio di Stato, che ha confermato la piena legittimità dell'operato della società. Torniamo a Venezia, centro storico, vandali in Calle Dolfin, deturpata la stele del pane, il sindaco Brugnaro, dopo i responsabili dell'imbrattamento dei leoncini, prenderemo anche questi e pagheranno. Non c'è pace per i simboli storici di Venezia, l'ennesimo scempio nella notte fra martedì e mercoledì in Calle Dolfin, dove una mano ignota ha deturpato la famosa stele del pane, ultima rimasta a Venezia, che riporta inciso nella pietra d'Istria l'effigie del leone marciano, con un editto della Repubblica di Venezia che proibiva il commercio del pane al di fuori dei negozi autorizzati dalla Serenissima. Noi continuiamo a prenderli, abbiamo preso quelli dei leoncini, giustamente cerchiamo di non infierire, però ci sono state denunce penali, eccetera, cioè la città, penso sia la città più sorvegliata al mondo. Chi ha scelto la stele per incidervi il suo messaggio di protesta potrebbe avere le ore contate. La Polizia di Stato sta procedendo con le indagini e molto probabilmente l'azione dei responsabili è rimasta impressa nel circuito delle telecamere di sorveglianza di Calle Dolfin. Se qualcuno vuole venire a rovinarci la carriera, siamo lì che lo aspettiamo. A Venezia non molliamo di un centimetro. Ci stanno telefonando le città di tutto il mondo per capire come stiamo facendo, per cui direi che siamo sulla strada giusta. Più gente ci aiuta, più persone comprendono che stiamo difendendo le nostre tradizioni, stiamo difendendo il valore stesso dell'Italia, e più persone, insomma, vinceranno con noi, perché sarà una battaglia che vinceremo di sicuro. E che la campagna per il rispetto di Venezia stia dando i suoi frutti lo dimostra l'ultimo episodio che svela il primo cittadino. Oltre alle parole noi facciamo fatti. L'ultimo, qualche giorno fa, che ha fatto una pipì sul muro a Venezia, ha preso 3.000 euro di multa. Per il giovedì grasso il Carnevale di Venezia sbarca sulla Luna, la kermesse entra nel vivo, giornata ricca di eventi, quella di oggi, tra maschere e coriandoli in piazza San Marco, presa d'assalto dal consueto bagno di folla desiderosa di far festa. Il palco spaziale nella piazza più bella del mondo si è animato fin dal mattino con le ultime sfilate del concorso La maschera più bella del firmamento, che arriva alla sua selezione in vista delle finali di domenica. Momento clou del pomeriggio è stata la coreografica rievocazione della ballata delle maschere organizzata dalla compagnia L'Arte dei Mascareri. Sul palco anche le Marie del Carnevale sono tornate protagoniste, accolte dagli applausi della folla, ma la magia del Carnevale ha coinvolto oggi anche Mestre, con molti appuntamenti ed iniziative in piazza Ferretto con il Carnival Street Show e domani i carri allegorici con 300 figuranti sbarcano al Lido di Venezia. Ed era questa l'ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 subito dopo i telegiornali, ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, sarà infatti una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Sarà dunque soleggiato ovunque e il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 4 gradi. Valori massimi molto miti, compresi tra 12 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata e il cielo si presenterà poco nuvoloso. In serata non si esclude qualche piovasco sul Triestino. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, comprese invece tra 12 e 16 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso.
Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 5 gradi. Massime invece molto piacevoli, comprese tra 14 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.